Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo su NBA e raga, stiamo ormai nella stagione 98-99. Purtroppo abbiamo perso una finale NBA, siamo usciti a una semifinale, quindi siamo ancora lontani purtroppo da portare a casa il primo anello con il Cume veneziano. La squadra è forte, ma però abbiamo perso comunque Sean Kemp, che è andato via perché il buon Sean non voleva più stare con Vancouver. Quindi adesso comunque abbiamo una buona squadra. Adesso me la ricordo neanche, ragazzi, scusate, chiedo venia, chiedo venia. Allora, il roster prevede... No, c'è ancora Sean Kemp, che cazzo dico? No, sono un pippone allora, scusate, piccolo vaneggio. No, abbiamo i Big 3, ah no, scusa, Abbiacordo ci manca, è Mutombo. Quindi abbiamo i Big 3, proprio con Kemp, Jordan e Veneziano, Stojakovic e Jermaine O'Neal. Poi abbiamo un po' di riserve, abbiamo una squadra sempre corta. Se quest'anno non vinciamo con MJ, forse dobbiamo sacrificarlo per cercare di fare una squadra più forte e più completa. Volevo provare a vincere con Michael Jeffrey, ma sembra un po' difficile. Vediamo, Veneziano sta migliorando moltissimo. Sta diventando veramente, non pensavo, perché comunque il miglioramento non per forza è uguale per ogni carriera, è veramente qualcosa di devastante. No, ho perso la... Non ci credo. Cioè, sempre in vantaggio perdo Mamma mia, che inizio scandaloso. Ero convinto di aver già vinto agli ultimi 10 minuti mi distruggo. Ragazzi, crisi nera, signori, crisi nera. Controlliamo. 95. Già crisi la prima, ragazzi. Bene. Non guardo neanche i tabellini. Scusate, ecco, sono anche rimbambito, perfetto. Dopo sta partita però devo far vedere un po' l'albo d'oro per gli aggiornamenti della stagione precedente, che ha visto comunque i Lakers perdere in finale. Beffa atrocissima per il lei. Ok, andiamo un attimo a vedere notizie della Lega, storia della Lega, record, no, record NBA, scusate. I record NBA li vedremo più avanti. Storico NBA, Shaquille O'Neal vince ancora comunque l'MVP. Chiaramente Indiana però batte 4-1 Los Angeles con Reggie Miller MVP e sono molto contento di questo. Il 4-3 ecco, di Charlotte Vancouver mi fa male. Capo classifichi punti Glenn Robinson. Ok. Chris Webber rimbalzi. John Stockton assist. Fra un po' vedremo veneziano, lo so. Jason Kidd palle rubate. Georg Mursan, non so, non lo conosco, scusate, stoppate. Minuti, Glenn Robinson. E ok. Olofei non ci interessa. E niente ragazzi, Indiana è campione. Ora vediamo se servirà il nostro intervento. Speriamo di fare una stagione pesante, di far capire chi siamo. Attenzione, più 10. Ok, arriva un'altra bella vittoria. Come sapete la prima parte la facciamo così, la seconda la faccio io. E poi, attenzione qua i Cavs, fuga dei Cleveland. Ok, siamo 78-80. Vantaggio Cleveland. Entriamo. Prima partita della stagione 98-99. Con MJ. Attenzione, Michael Jeffrey Jordan, 10 punti. Mamma mia, Jordan comincia a calare nelle statistiche purtroppo. Però voglio regalargli un anello visto che ne ha vinti molti meno rispetto alla realtà. Edwards contro Veneziano, contro il Trentissimo. Mamma mia, l'ha messo perfettamente. Eccolo qua il talentissimo. Nervoso perché vuole vincere il Cume. L'ha detto, ma non mi interessa. E qua il Cume fa qualcosa di inenarrabile. Inenarrabile qua veneziano. Camp 18-13. Dopo l'assenza di Sean Camp. Grande Sean. Grande Sean. Bello questo Reeves. Fallo su Reeves. Buono, buono, buono. Bisogna metterla però. Mamma mia, il libero di Reeves a dir poco agghiacciante.
Il secondo probabilmente 1 su 2 dalla linea della carità per Bryant Reeves. Aia. Fallo del Cume. Non ci voleva sto fallo, ma il Cume è così. È un giocatore comunque aggressivo, il talentissimo. 2 su 2 dalla linea della carità. No, il Cume sbaglia, ma attenzione, ma perché? Attenzione MJ. Veneziano. Stoppata atrocissima del Cume che si riscatta. Attenzione, fa silenzio a tutta Cleveland. Fa silenzio a tutta Cleveland. Grande Cume. Grande Cume, stoppone gigante. Dai però. Ah sì, qua c'è il bug. C'è il famosissimo bug. Poi? Ci siamo, Beppe? Se teniamo la squadra così, sinceramente non cambio niente. Peccato che non c'erano proprio tutti i palazzetti, perché qua la maglia è cambiata, quindi il palazzetto dovrebbe essere un po' diverso di Cleveland, però vabbè. No, da solo a tirare, ma lo sbaglia, però Kemp non arriva. Bravo Kemp. Veneziano. Il Cume, però il pick and Cume. Attenzione, pick and Cume, ma no, neanche il ferro, mamma mia, oh. Cleveland si casa, adesso tiraccio. Il Cume, brutta difesa. Di nuovo +2, rischiamo di perderla. Sembriamo ancora una squadra pronta per vincere. Bravo, Shawn Kemp, yes. Bella assist anche di Veneziano. E ci siamo? Niente, quando c'è sto bug mi girano i maroni in maniera no atroce, di più. Perdo tempo per niente. Dai. Voglio fare il miracolo di portare un anello a Vancouver. Finora non c'è una vera e propria dinastia, vincono tante squadre diverse. Bravo Shawn. Michael Jeffrey, che non è più il Michael Jeffrey chiaramente di Chicago. E qua però fa una cosa geniale. Jeremy O'Neal. Bravo, Veneziano 28-6. Il tassametro degli assist è un po' basso, eh? Attenzione, solo rete. Veneziano, si libera, bravissimo la Downhill. E O'Neal tira un mattone di merda. Ecco, brutto errore qua di O'Neal da solo, Jackson. Ma la sbaglia, bravissimo Kemp. Fallo su Veneziano. Molto bene, molto bene. Primo della linea della carità, yes, only rete. E anche il secondo, 2 su 2, 30 punti per Veneziano. Il tassametro dei punti corre, quello degli assist un po' meno, un po' strano per il talentissimo, però. Veneziano, altra stoppata, ragazzi, ma questo sta giocando alla di Kembe Mutombo, cioè, mamma mia. Ancora però difesa di Veneziano sublime, ciao, possiamo anche simulare silenzio. Ok, grande vittoria con Veneziano sugli scudi. 30 punti e 2 stoppate nel giro di 3 secondi. E si domina. Simuliamo.
Dai, dobbiamo vincerle tranquilli però questi. Se vogliamo vincere la Lega dobbiamo vincerle bene. Purtroppo partita molto ravvicinata anche questo 7-9, 7-7, tiratissimo, 8-3, 8-2. Attenzione, attenzione. 90, 92. Entriamo in campo, sono più tranquillo. Contro Sacramento. Dan Marley, il nostro Marley, l'aveva avuto ovunque. Sbagliato, bravo Reeves. Attenzione veneziano. Reeves che entra benissimo, peccato. Reeves primo, mattone atroce. Secondo però va dentro, perfetto. 9-3 Vancouver, 8-9 Sacramento. No, vuoto. Questa la mette, l'ha messa bene. Dormita nostra, dormita nostra. Il Cume, bravo Cume. 25, 20 punti, 5 assist. Veneziano fa fatica con gli assist. Se vogliamo diventare meglio di Stockton e Nash, quando insomma anche Nash ha ancora stoppata, però ragazzi sto Cume è una roba devastante però, Cioè le stoppate di Veneziano sono opere d'arte proprio. Fallo su O'Neal. Purtroppo non è Shaq. Mamma mia. Mamma mia, questo non sa battere i liberi, mamma mia. E torna a -2 Sacramento purtroppo. È stanchissimo il Kuma. Bravo, bravo, bravo. Ok. Bravo Kuma. Bisogna non prendere il punto. Alla Hardcore Arena di Sacramento ancora. Allora, Veneziano purtroppo distrutto il giocatorio, mamma mia. Va bene, vinceremo. Il Kuma non ce la fa, troppo 60%, rischiamo anche l'infortunio. Non posso permettermi l'infortunio di Veneziano. Squadra che ha pochi ricambi purtroppo, come l'altro anno. Vaffancuore però. Che sfiga, oh. Fatto punto anche subito. Rischiamo anche questa. L'è dura Beppe, l'è molto molto dura. Dai. Proprio O'Neal, ma Dio. Va bene, dai, devo perdere anche questo. Non è capace a battere, ragazzi. Non è neanche O'Neal. Un altro, ho proprio gente fortissima ai liberi. Li serve fan cagare, però, devo cambiare qualcosa, però spendo troppo per tanti giocatori. E non posso avere solo il quintetto forte, però le riserve così. E lo sbaglia! Lo prende, rimbalza, lo sbaglia ancora! E lo sbaglia ancora! E vaffancuore, 2 errori scandalosi in Sacramento. Devo metterli, però dai Stojakovic. No, ma perché non sa battere? Oh, Fioi! Ok, almeno uno va. Possono solo pareggiarla, dai. 7, 6. No, da solo. Godo.
Godo, godo, godo. Dai, basta una ed è fatta. Buon. Salutiamo Sacramento. Vinta ma a fatica, vinta ma a fatica, non va bene, vinta ma a fatica, non va bene, vinta ma a fatica, non va bene. Una squadra che vuole vincere il titolo deve battere Sacramento più tranquillamente, a mio parere. Dai, non è una squadra irresistibile, dai. Contro Seattle. Completa la rosa. Perfetto, molto bene. Ma nessuno vuole venire? Bene. Ascolta, ciao. Non abbiamo proprio soldi, eh. Mamma mia. Basta lui, speriamo. Aspetta, vediamo un attimo, ma che cazzo di cambiamenti mi hanno fatto? Adesso mi hanno venduto qualcuno. Jordan che, ok. Sono rimasti tutti, però boh, non sono il prossimo anno rivoluzione, eh. Se non vinciamo, rivoluzione. Perché vedo che faccia rivoluzione, devo togliere Jordan. Purtroppo Jordan mi costa troppo, forse non ha più il rendimento di una volta. Vediamo per curiosità, adesso vediamo Jordan mi fa 19,5, Veneziano 13, 7 però 10 assist. Non riesce ancora a fare entrambe le cose alla grande. Oh, contro i campioni NBA, vediamo, questo è un bel banco di prova per capire la forza di Vancouver. Ok, ok, comunque siamo 8-1, alla fine ci lamentiamo, ma siamo 8-1. Questo è importante. Contro il LA che ci ha battuto in semifinale. Io pensavo veramente in una dinastia di Los Angeles che ancora non c'è, per quanto la squadra sia forte. La grande dinastia di Los Angeles, la mitica. Aia, con Milwaukee la stiamo rischiando. Eh sì, qua arriva la seconda sconfitta quasi, certamente. Peccato, va bene, dai. Adesso abbiamo Utah. Dai. Utah che è stata un po' rifondata, toglieva lo Stockton, se ti via un po' tutti. Ok. Andiamo contro Houston. La squadra comunque dai sembra girare alla fine, questo è importante. Ma vabbè, siamo tanti punti, questo è importante. Kelly, Alexander che no, 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 ma cosa, ma cosa? Ma per cortesia. Non scherziamo, non scherziamo. Dai, comunque abbiamo una bella media di punti, questo è positivo. Deve esserci l'affiatamento giusto, deve esserci tutto, se riusciamo ad amalgamare bene il team, possiamo fare il miracolo. Ma qua, guarda che punteggi però, guarda che punteggi, punti, Veneziano 18-14, Jordan comunque gira ancora su 23, bene dai bene, Stojakovic ragazzi non me l'aspettavo, è stato un bel colpo, molto bene, si è faticato. Purtroppo Jordan non è giovane, quello è il problema di Michael Jeffrey, è solo quello il problema di Michael Jeffrey. Bene, però stiamo vincendo tutte, bene bene. Abbiamo una media di punti importante, Dobbiamo arrivare sempre, ok. La prima parte si fa così. Allora, Barros forte, sì, sono d'accordo. Dai, voglio il canto del cigno di Michael Jeffrey, cazzo, deve vincere con me qualcosa, sarebbe il sogno.
il classico The Dream. Però veramente adesso Vancouver non sbaglia un colpo, eh? Non sbagliamo più un colpo adesso. Quando finisce quando nella prossima stagione chiediamo al 2000, cominciamo a vedere anche se c'è qualche record infranto, qualcosa insomma di diverso, potrebbe anche esserci. Attenzione qua, la stiamo rischiando, 102, 105, vinciamo anche questa, raga. Stiamo volando adesso, però, eh. Ora vola il talentissimo. Anche se nei punti non sembriamo ancora, cioè purtroppo, anche se abbiamo un livello alto, siamo ancora giovani ed inesperti. Potremmo fare, cioè se continuiamo così, possiamo fare anche il record NBA di vittorie, nella regular season. Ok. 21-2. 21-2 per Vancouver, che hanno perso la prima, che sembrava uno shock, ma adesso stiamo letteralmente volando, contro i Clippers. Non serve molto, diciamo, la nostra mano, poi è chiaro che i playoff è tutto un altro gioco. Attenzione qua, può arrivare la sconfitta, sì. Arriva la sconfitta di 3. Aguirre, Ball, Stewart, sì, sono d'accordo. Io non vedo l'ora di vedere Los Angeles con Bryant e Garnett veramente potenti, saranno cazzi, io lo dico. Se rimangono sempre insieme, so cazzi. 21 dicembre 98, stiamo arrivando al 99, ragazzi, E vinciamo anche questa contro Boston alla vigilia. Contro Boston alla vigilia. La classica vigilia di Natale a Vancouver, dove tutti amano il cume. E massacriamo anche Boston contro Utah. Squadra devastante adesso Vancouver, però forse abbiamo trovato l'affiatamento giusto. Madonna, ragazzi. Contro Atlanta. Attenzione Atlanta, squadra fastidiosissima. Questa infatti siamo distanti per entrare, sì, siamo distanti. Arriva la sconfitta, 26-4, affiatamento 94. Ok, ultima giornata. Siamo stanchissimi adesso, Ok, raga, allora chiudiamo l'anno con 27-4, molto bene, andiamo a vedere un po' premi e quant'altro. Allora, nella Eastern Conference, Reggie Miller veramente la fa da padrone insieme a Chris Webber anche. Al West, Barkley, veneziano, 2 settimane, ok, giocatore del mese, Barkley, veneziano, Nick Van Exel, Chris Webber, matricola del mese, noi non invece Vince Carter, comunque, madonna, e anche Dirk Nowitzki, ok. Allora, classifica NBA, siamo al comando nella conference. Ok, sì, proprio, mamma mia, comunque la Western è molto superiore, come forza. Ok. Adesso andiamo a vedere i capo classifica di Lega. Ok, allora vediamo. Alan Iverson, ragazzi, 29,4 di media, mamma mia, decimo veneziano, comunque dei nostri, non ce ne sono altri rimbalzi. Anche nei rimbalzi? No, scusa un attimo, ma... No, aspetta un attimo, scusate. Ok, allora, no, allora, punti.
perché sta roba, scusami? Ok, Alan Iverson primo. Ok, Chris Webber secondo. Va bene. Assist. Veneziano è quarto il Cume. Palle rubate Gary Payton. Stoppate non c'è veneziano. Pelle perse. Ok, Maxi Box. Vabbè. Così raga, stagione devastante, per il momento speriamo di continuare così, le premesse sono per dei playoff comunque importanti. Quanto manca? 25, dai, facciamone qualche altra insieme, dai, visto che le facciamo veloci. Walker prima scelta, no. No. Prima scelta Marx, sì. Thomas, Corchiani, Ornasek, attenzione. Ornasek se ne va, salutiamo Ornasek che lascia Phoenix. Michael Jackson abbiamo. Va bene. Seconda scelta, Bremer, ok. Qua continuiamo a vincere. No. No. Perdiamo, ok. Dai, cerchiamo di arrivare qua al 9. Nolo O'Donnell. Houston, Lakers, Terry e Gilles. Attenzione, piccolo calo. Hornets, Bucks. Tanti scambi adesso. Tanti scambi. Non vedo l'ora che finiscano. Cosa? Sì, sicuro. Ok, finiti gli scambi, alleluia. Ok. Ma arriviamo alla partita con Los Angeles e poi salutiamo. Guarda, che roba, che filotto, signori, che filotto. 53-6 per il momento. Ok. Ecco, questa Los Angeles rischiamo di... Ecco, questa la perdiamo, fatalità. Chiudiamo con il 9 marzo 99, con una devastante sconfitta, perfetto. 55-7. Raga, sotto il comandone veneziano, nel prossimo video sicuramente facciamo i playoff e vediamo, ma stiamo giocando da Dio. Raga, alla prossima. Ciao!